Vabbè, va. Mi serve ancora il cioccolato? Sì, un goccino, un goccino. Sì, ce l'hai in mezzo, anzi, più buono. Di Natale pieno pieno di regali, di sorprese. Bravissimo, qua ce ne sono ancora. Una colombiana, anche bella, vero? Adesso appena finisci se me la puoi dare poi. Ti piace? Bravo, bravo. Bravo, maestra, si vede che qua è... Appuntiamo con un altro pizzicate. Si manca il cioccolato. Maestra. Maestra, ti metto. Quello che va nella storia, maestra. Si vede che sei figlio di pasticcere. Però Andrea, ce n'è. Io già l'ho fatti tutti. Sì, a me non è. Qualcuno la formula è grossa. C'è cioccolato? Ah, a posto, un pochino l'abbiamo promediato. A me sbaglio. Cos'è quello? Cioccolato, cigale e sesamo di sopra così. Te lo mettiamo di Sì, e se lo metti di sopra cade. Allora, o ci mettete un po' di albume dell'uovo, sapete la parte bianca dell'uovo, e la montate a neve, bella, proprio neve, 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 e la passate un pochettino di sopra e ci mettete questi semini sopra. La stessa cosa fate per le mandorle, la stessa cosa fate per il cioccolato, così non vi cade, non c'è il crollo. Oppure se non avete l'uovo, se non avete l'albume dell'uovo, con un pochettino d'acqua, vi bagnate un dito e ci passate un po' d'acqua di sopra e ci mettete i semini, li appiccicate. Per appiccicarli bene così dappertutto, prendete un bel piattino, ci mettete i semini sopra e il biscotto glielo bagnate di sopra e così vengono tutti questi semini. Avanti, adesso guardiamo mio marito così ci fa la forza. Forza, fa da questa parte, mi comoda. Ma prendi!